Riceviamo più di 100 telefonate al giorno di famiglie che ci chiamano per sapere se abbiamo Nurofen sciroppo, tachipirina, tutti i prodotti, alcuni ancora ci sono, qualcosa è proprio irreperibile e non riusciamo ad aiutare. E allarme tra le farmacie del Veneto e della provincia di Venezia per la carenza dei cosiddetti farmaci poveri, cioè i farmaci pediatrici con il principio attivo sia a base di ibuprofene sia al paracetamolo. Situazione che a Macchia di Leopardo si sta espandendo in tutta Italia, ci dice la farmacista mentre tenta di eseguire gli ordini dei medicinali. Come vedi qui questa linea rossa, tutti i prodotti medicinali mancanti e purtroppo questa linea aumenta. Normalmente questa richiesta di forniture viene effettuata di media quante volte al giorno, alla settimana? Normalmente in un periodo normale viene richiesta 3 volte al giorno, in un periodo come questo viene richiesto il doppio, fino a 6, anche 10 volte al giorno. È il presidente regionale veneziano dei farmacisti a spiegarne le motivazioni, da ricercarsi essenzialmente in 3 ragioni. La prima e la seconda motivazione si intersecano l'una con l'altra, ovvero l'aumento esponenziale dei casi di bimbi affetti da Covid e il cambio del protocollo delle disposizioni ministeriali per le cure domiciliari pediatriche, è avvenuto già dallo scorso febbraio. Trattandosi di una malattia infiammatoria è consigliato anche l'utilizzo dell'ibuprofene e quindi appunto si aggiunge un'aumentata prescrizione a un aumento di domanda che è legata al maggior numero di casi. E poi c'è la terza motivazione da ricercarsi nella carenza del reperimento delle materie prime provenienti da India e Cina, anch'esse in fase di esaurimento. Poi staremo a vedere perché ovviamente quello che può succedere è che tornerà a breve disponibile la specialità piuttosto che si creerà una carenza di diverse settimane, il che potrà rendere difficile anche il reperimento del principio attivo anche per l'allestimento galenico. Si è mai verificata una situazione analoga nei tempi passati? Sinceramente io non credo sia mai verificata in maniera così importante. Ci sono dei periodi in cui tanti prodotti sono irreperibili per mancanza di produzione, ma non così come quest'anno.